Arranca il partito, siamo nei playoff. Buon pomeriggio da Rovereto. Parafrasando Federico Garcia Lorca, alias Cincao della Tardas, scendono nell'arena Pantere e Fenici per il match di andata del primo turno dei playoff che portano verso la Serie A. Vedremo quindi un incontro importantissimo per queste due formazioni classificate rispettivamente. Il Fenice Mestre al secondo posto della classifica, l'Olimpia Rovereto al quinto della graduatoria, ed ora si affrontano per questo match di andata come primo atto dei playoff. Andiamo subito a vedere le formazioni che scendono in campo agli ordini degli arbitri: Mella di Roma 1 e Pagano di Catania, con Kirvasuta di Monza come cronometrista. La formazione dell'Olimpia Rovereto schiera col numero 16 e col numero 13 i portieri Ceschini e Veronesi, poi 4 Festini, 5 Bursi, 6 Tiago, 8 Gastaldello, 9 Frisenna, 10 Raffigna, 14 Bazzanella, 23 Cristel, 28 Simoncelli, 67 Vivian. Il Mestre Fenice in completo bianco con risvolti arancioni schiera con il numero 1 e il numero 2 i portieri Diodoardo e Yogubian, poi col 4 Bordignon, 6 Vailati, 7 Pires, 8 Ruzzene, 9 Maltauro, 11 Crescenzo, 14 Moscoso, 17 Bui, 21 Bebetigno, 22 Origi. I tecnici Giuseppe Saiani per la formazione di casa, Luca Mastro Giovanni per la formazione ospite. Buon divertimento, tra poco si gioca. Precedenti di campionato che hanno visto vincere qui a Rovereto i padroni di casa 2-1 nei minuti finali, pareggio invece sul campo del Palafranchetti nella partita di ritorno, ma oggi ovviamente è tutto un altro discorso. Oggi si corre per provare a salire nella massima serie nazionale. Quintetto iniziale per la formazione dell'Olimpia Rovereto con Ceschini fra i pali, poi addirittura il giovane Festini che parte titolare col numero 4. Proseguiamo con Gastaldello, Raffigna e Frisenna a completare il quintetto iniziale. Raffigna mette il pallone verso Gastaldello, attaccato, tocco all'indietro. Fra un poco vi daremo anche il quintetto con cui ha iniziato la formazione del Mestre Fenice. Passaggio indietro da Frisenna a Raffigna, poi largo per Gastaldello. Gastaldello per Festini, Festini all'indietro ancora per Frisenna, fa girare la palla su Raffigna, Raffigna attaccato dall'avversario Vailati, tocco all'indietro per Gastaldello, ancora Gastaldello, l'imbucata per Frisenna, tentativo per Festini, palla larga in fallo laterale. Vediamo ovviamente poi Bordignon col numero 4 per la formazione del Mestre Fenice, che ha toccato il pallone proprio ai Vailati. Lo scambio prosegue ancora con Bordignon, Bordignon che trova Vailati smarcato, passaggio poi che termina sul fondo con Bui, altro giocatore, uno dei giovani più interessanti della formazione bianco-arancione. Vediamo Raffigna, il tocco per Gastaldello, Gastaldello largo per Frisenna, Frisenna punta su Bordignon, il pallone però esce sul fondo, pallone che termina direttamente a fondo campo. Assenza in entrambe le formazioni, con Mazzon che abbiamo visto con le stampelle che non è a disposizione per la formazione del Mestre Fenice. Dalla parte dell'Olimpia Onzacca squalificato, mancano anche Hakimi e Mufakir. Intanto il pallone è uscito in fallo laterale, ovviamente c'è anche Gonzalo Pires che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di Vailati sul palo, respinto da Ceschini, palla che arriva proprio a Pires che dopo 1 minuto e 29 porta in vantaggio il Mestre Fenice.
Sblocca il risultato quindi velocemente la formazione di Mastro Giovanni con questa rete che ha trovato un po' disattenta la difesa della formazione di casa, lasciato un po' troppo libero Pires davanti alla porta. Pires non ha avuto difficoltà a mettere in sacco il pallone dopo la respinta di Ceschini e del palo. Mestre Fenice che guadagna un calcio d'angolo, lo va a effettuare Bordignon. Attenzione al movimento dei giocatori ospiti, sono uno scontro con il fallo fischiato contro Bui, del primo fallo della partita a favore dell'Olimpia Rovereto, che imposta con Rafinha, poi tentativo di Festini chiuso di Odoardo che rilancia il pallone verso il compagno di squadra Pires, lo scambio, palla poi larga, viene avanti Bui che poi torna indietro e serve Bordignon, tocco per Vailati, pallone che rimane ancora fra i piedi dei giocatori ospiti. Pires ancora per Bordignon largo per Bui, ancora lo scambio, Bordignon lo attacca Frisenna, riesce a toccare il pallone che però scivola via a fondo campo. Diodoardo alla rimessa per Bordignon, tocco e scambio con Vailati, ancora Bordignon in possesso palla, apertura laterale per Bui, punta l'avversario Bui, mette il pallone verso Vailati, il tocco decisivo di Festini che manda la palla in fallo laterale. La rimessa per la formazione ospite, attenzione allo scambio Bordignon, poi c'è il fischio del direttore di gara, fallo di Frisenna che ammette il tocco falloso verso il giocatore avversario che è caduto a terra. Calcio di punizione, era Bordignon. Un fallo a testa quindi. Sarà quindi questo calcio piazzato defilato sulla sinistra. Stanno concertando lo schema Vailati e Bordignon. Viene piazzata la barriera con Frisenna e Festini. Ancora qualche ultima occhiata, si aspetta il fischio dell'arbitro. Bordignon che cerca Vailati, aveva capito però le intenzioni Frisenna e ha chiuso in fallo laterale. 2 minuti e 41 di gioco, in vantaggio la formazione della Mestre Fenice con la rete di Pires che va ancora vicino con questo tentativo al volo. Riparte l'Olimpia Rovereto che prova a sbloccarsi dopo essere andata sotto, perde palla Gastaldello, poi però Bordignon manda il fallo laterale, recupera quindi il pallone la formazione di casa con Frisenna, il tocco per Gastaldello indirizza verso Festini, intercetta Pires, attaccato da Gastaldello, lo salta, va via Pires veloce sulla destra, poi Gastaldello in chiusura, il pallone in calcio d'angolo. Sacche de schine spagnolo per la formazione di Mastro Giovanni, va a battere Bordignon mentre si prepara Cristel. Attenzione al movimento di Vailati, il tacco di Vailati, intercetta Frisenna cerca di mandare in avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce di poco, primo squillo dell'Olimpia. Riparte palla al piede la formazione del Mestre Fenice indirizzata da Bordignon a Bui, poi Vailati, ancora Bui, buona l'imbucata, è entrato Bazzanella intanto, anche Cristel, doppio cambio nelle file rossoblù, viene avanti Cristel, il tocco per Gastaldello, largo per Bazzanella, Rafinha ancora, Bazzanella anticipato. Di nuovo Rafinha inseguito da Vailati, cerca ancora Bazzanella, Bordignon però intuisce e viene avanti, pallone al piede, si ferma prima della metà campo, ragiona e tocca all'indietro per Vailati, poi Pires, ancora Vailati dopo lo scambio con Bui, Bordignon ancora in possesso palla, lo pallone largo
chiuso da Castaldello, viene avanti Castaldello, salta l'avversario, ancora un dribbling, poi però finisce col pallone in fallo laterale, tocco finale di Bui. Rimessa per l'Olimpia Rovereto, Bui protesta perché era finito a terra, non è dello stesso avviso all'arbitro, che redarguisce verbalmente prima il numero 17, poi parla anche con Capitan Bordignon. Si riparte con la rimessa a favore della formazione dell'Olimpia affidata a Castaldello. 4 minuti e 24 di gioco, 1-0 per il Mestre Fenice. Decide per ora il gol di Gonzalo Pires, il tocco corto per Rafinha per Christel di nuovo dietro Rafinha, poi ancora Castaldello a fare il blocco Christel per evitare l'attacco di Vailati. Frisena in mezzo, Christel largo, Bazzanella prova di esterno, trova la chiusura in fallo laterale di Gonzalo Pires, mentre è rimasto a terra Christel, che forse si è scontrato con Vailati, da una mano anche a rialzarsi, quindi si riparte con la rimessa laterale a favore dell'Olimpia Rovereto. Bazzanella in mezzo, palla che attraversa però tutta la linea corta del campo e dà in fallo laterale dalla parte opposta, toccato da Bui per Bordignon, poi Vailati. Bordignon ancora per Bui, scambio, ancora Bordignon, Vailati, poi Pires trova Bui, attaccato da Christel, riesce a mantenere il pallone in campo Bui, ultimo tocco di Christel, rimessa effettuata al numero 17, passaggio da Vailati a Bordignon. Bordignon largo per Pires, poi Vailati attaccato da Rafinha, palla arriva comunque a Bui, Bui di nuovo per Vailati, in mezzo per Bordignon, mentre finisce a terra Bui. Ci sono stati interventi del direttore di gara, forse uno scontro diciamo fortuito, ma abbiamo visto solo il giocatore volare a terra. Comunque si sta rialzando Barnaba Bui. Infatti viene cambiato con Moscoso, uno degli esperti della formazione del Mestre Fenice, con Rafinha che restituisce il pallone direttamente a Diodoardo, in campo anche col numero 11 Crescenzo che è in possesso di palla, tocca a Gonzalo Pires, poi Moscoso, scambio fra i due, c'è anche il nuovo pivot con l'ingresso in campo di Bomber Maltauro, ancora lo scambio Crescenzo, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, rimessa ancora per l'Olimpia, Tiago che però non effettua evidentemente la rimessa al punto giusto, l'arbitro ordina il controcambio, quindi si ripartirà con la rimessa affidata alla formazione bianco-arancio. Arbitro Mella, primo arbitro, fischiato per far capire che era il controcambio, quindi rimane in possesso al Mestre Fenice con 6 minuti e 9 secondi trascorsi, avanti gli ospiti 1-0, decide per ora il gol di Pires. Vediamo lo scambio della formazione bianco-arancio, attenzione al lancio di Crescenzo, intercetta Christel, attaccato da Maltauro, il tocco all'indietro, intercetta ancora Maltauro, poi rimpallo con Rafinha, finisce giù, si prosegue, Bazzanella largo, Tiago attaccato, la meglio Moscoso, attenzione a Maltauro ancora che prova l'affondo, finisce giù anche lui, però si prosegue ancora con la rimessa, riparte l'Olimpia, Frisena largo per Tiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Tiago
che ci prova, palla che termina un metro forse meno lontano dalla porta di Diodoardo. Moscoso per Maltauro, poi Crescenzo scambia con Pires, ancora lo scambio con Maltauro e Crescenzo, il tocco, poi Bazzanella che cerca di mantenere il pallone in campo, che però termina direttamente in fallo laterale per la rimessa affidata alla formazione di Mastro Giovanni dopo 7:25 del primo tempo, con Mestre Fenice avanti 1-0, decide il gol di Pires. Chiedo scusa, rimessa dello stesso il giocatore che ha segnato il gol, poi Moscoso per Crescenzo, dalla parte ancora per il numero 7, tocco in avanti per Maltauro in duello con Christel, fallo di Christel, il secondo fallo dell'Olimpia, calcio di punizione per la formazione ospite. Si rialza Maltauro aiutato da Bazzanella, pronto sul punto di battuta Crescenzo. Pires dialoga con Moscoso per capire come effettuare lo schema del calcio di punizione, che va lui stesso a battere. Messo a posto Bazzanella in barriera. Attenzione a Pires, pronto alla battuta, il sinistro di Pires, la palla sorvola la traversa, rimessa per l'Olimpia che riparte con Christel. 7 minuti e 40 trascorsi, viene avanti lo scambio con Tiago, poi Rafinha, ancora Christel, di nuovo Rafinha, c'è Bazzanella in avanti, Tiago largo, poi viene premiato Christel sulla destra, Christel attaccato, torna indietro, Rafinha il tocco, poi Tiago, Bazzanella, prova di tacco di Odoardo, però non si fa sorprendere, allontana la minaccia, la formazione del Mestre Fenice, però riparte l'Olimpia. Rafinha ancora per Christel, lo scambio fra i due, cerca compagni Rafinha, prova ad andare da solo, ma uno lo salta, Crescenzo però arriva prima, al rilancio di Diodoardo direttamente al collega Festini. Olimpia di nuovo in avanti, Tiago per Rafinha dietro per Christel che prova la bomba, un tiro deviato, controllato poi da Diodoardo, che è pronto subito a rilanciare con precisione per Moscoso però non riesce a mantenere il pallone in campo. Rientra Castaldello al posto di Bazzanella nelle file dell'Olimpia, mentre c'è in campo anche l'altro giovane promettente della formazione del Mestre Fenice, Ruzzene, che è entrato in campo con la maglia numero 8 a metà campo, lo vediamo. Aveva segnato tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta. Diodoardo è alto e mette le mani sul tiro di Christel, che comunque aveva ben impattato la girata dalla parte opposta del lancio di Rafinha. Prova a venire avanti Castaldello, controllato da Ruzzene, le finte di Castaldello, palla indirizzata però dove non ci sono compagni, il pallone è terminato a fondo campo, subito Diodoardo per Crescenzo, intercetta Christel, riparte l'Olimpia con il numero 23, tocco per Tiago in mezzo, anticipato Rafinha da Moscoso, palla che arriva a Ceschini, poi ancora Castaldello, il tocco in parallela per Rafinha controllato da Moscoso, all'indietro per Christel attaccato da Ruzzene, poi Tiago, ancora Christel, buono lo scambio, intercetta però in scivolata Ruzzene, tocco al centro per Maltauro attaccato con successo da Christel, sono rimasti a terra i due giocatori, Castaldello guarda se si rialzano per vedere se fermarsi, come fa. Si rialzano i due giocatori, si riparte quindi con lo scodellamento del pallone, mentre vediamo nelle file venete con l'ingresso in campo di Bebetigno, che è stato a lungo fuori per infortunio. Oggi lo vediamo in campo
Vediamo intanto Gastaldello che trova sulle sue tracce il rientrante Bordignon, poi Rafinha prova col destro, non inquadra la porta, pallone che termina sul fondo. Rientrati Bordignon e Vailati oltre a Bebettino nelle file del Mestre Fenice. Di Edoardo subito a cercare il numero 21, Thiago però taglia la strada e il pallone esce a fondo campo. Rimessa che effettua Ceschini direttamente su Rafinha fra due, tocca per Vivian, arriva Ruzzene però in scivolata, gli toglie il pallone, calcio d'angolo per la formazione di Sajani, mentre si prospetta time out per il Mestre Fenice alla prossima pausa. Pallone deviato in fallo laterale, quindi non ci sarà il time out perché la palla è rimasta in possesso dell'Olimpia. Gastaldello ha cambiato fascia, chiude bene Ruzzene, l'arbitro fischia la rimessa dal fondo, credo a favore dell'Olimpia. Cercava di aver guadagnato l'angolo Ruzzene, non è stato lo stesso accordo. Intanto Rafinha perde il pallone con Bebettino che tocca Vailati però manda sul fondo. Siamo già entrati nel secondo quarto di gara, il rilancio lungo di Ceschini, deviazione di Bordignon che manda in calcio d'angolo per l'Olimpia Rovereto quando mancano 9 minuti e 4 secondi al termine di questa prima frazione, sbloccato subito dal Mestre Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bordignon che mette in fallo laterale, lasciata a Vivian, ancora Thiago largo per Gastaldello sempre a duello con Ruzzene, finisce giù Gastaldello, l'arbitro però non interviene, attenzione al contropiede, non ci arriva Bordignon, si scontrano Bordignon e Ceschini. Proteste del pubblico di casa per il mancato fischio su Gastaldello, poi è stato anche lo scontro in scivolata di Bordignon con Ceschini. Bordignon va a scusarsi col portiere di casa, lo aiuta a rialzarsi, mentre Bazzanella dal cambio a Rafinha. Gastaldello ora parla con Pires per si riparte con Vivian, ha battuto la punizione per Thiago, poi Ceschini mi sembra aver recuperato, palla però intercettata da Bordignon, chiuso Bebettino, buono lo scambio Vivian Bazzanella, non è messo giù Vivian, questa volta c'è il fischio e c'è anche il giallo per Bebettino per aver interrotto un'azione pericolosa. In campo Rafinha, due falli a testa intanto, calcio di punizione a favore dell'Olimpia sul pallone Bazzanella. Rafinha, Thiago e Gastaldello sono quasi in parallelo. Bazzanella ora ultimi scambi di vista sul tentativo da fare, si avvicina alla porta Rafinha, Bazzanella quindi potrebbe anche calciare in porta, lo fa col sinistro ma trova la respinta, va a recuperare il pallone, poi Thiago lascia sfilare verso Ceschini che dà la palla ancora a Thiago lancia in avanti, deviazione di Bordignon, Vailati in anticipo, il tocco per Bordignon che scambia con Vailati, il destro di Vailati, blocca Ceschini, rilancia subito Rafinha, va a pressare Bui, un po' di confusione ma riesce a mettere ordine per il momento il Mestre Fenice con Bordignon che serve ancora Vailati, lo scambio ancora fra 4 e 6, Bordignon che osserva il piazzamento dei compagni, il 12° minuto di gioco, si entra nel 13°, in campo di nuovo Vivian, intercetta un buon pallone, la palla però arriva diretta al portiere di Edoardo che serve Ruzzene, ancora lo scambio con Vailati, poi Bordignon, di nuovo Bordignon per Bui che osserva il piazzamento dei compagni, poi riserva il capitano, poi Vailati, di nuovo fa girare palla la formazione del Mestre Fenice,
Bazzanella prova a chiudere, pallone che arriva comunque a Bui, chiude Thiago, può partire l'Olimpia con Bazzanella, Bazzanella che allarga, però non riesce a centrare il pallone per Gastaldello, palla in fallo laterale, arriva il time out, fermiamo anche noi qualche istante dopo il time out richiesto dal Mestre Fenice. Ricordiamo che ieri, sempre per il girone A, si sono affrontate Macamprata e CDM Futsal, finita 1-1 in terra friulana, mentre nel girone B il Città di Melilli in vantaggio 4-3 sul New Taranto e la Polisportiva Futura avanti 2-1 sull'Academy Pescara. Questi risultati, tra l'altro iniziate un'ora prima le due partite del girone B. Si ritorna in campo con la rimessa laterale affidata alla formazione del Mestre Fenice, ricordiamo avanti 1-0 grazie al gol di Gonzalo Pires, che è rientrato anche in campo, lo vediamo proprio sotto la nostra postazione. Bui ha effettuato la rimessa con Bordignon, pallone intercettato ancora da Vivian, Vivian largo per Bazzanella, il sinistro di Bazzanella, palla però larga, non è riuscito a dare l'effetto desiderato Bazzanella, quindi si riparte con la rimessa di Diodoardo che tocca a Bordignon, mentre Ceschini sta invitando con alcune urla i giocatori a piazzarsi meglio. Ancora l'azione della formazione bianco-arancio, Pires, Bordignon, Vailati, ancora Bordignon, il tocco per Bui, ancora Vailati che voleva intendere, attenzione Thiago, attaccato da Bui, Bazzanella riesce a trovare Vivian, Vivian largo ancora per Bazzanella, Bazzanella, Vivian! Grande contropiede dell'Olimpia, 13-27, lo scambio fra Vivian e Bazzanella. E c'è il pareggio dell'Olimpia Rovereto grazie al gol del numero 67 dopo l'ottimo scambio con Bazzanella. Si torna in parità 1-1. Bordignon, Pires, ancora Bordignon, attenzione al lancio, a cercare subito Pires che riesce ad anticipare Gastaldello e poi riceve la palla da Ceschini, forse ha toccato anche Gastaldello. Gastaldello che dà ancora contro Pires, largo per Thiago, Thiago, pallone che attraversa la luce della porta, quella dell'area, termina sul fondo, fuori Bordignon, dentro Maltauro, quindi le armi pesanti proposte da Mastro Giovanni. Vediamo subito il pallone con Vivian che prova a disturbarlo, ancora Maltauro, attenzione a Maltauro, tocco corto per Bui, largo per Vailati, Vailati ancora in mezzo per Maltauro, tocco all'indietro, il sinistro di Pires, palla che sorvola la traversa a 14-17. Gastaldello che cerca spazio, poi da dietro a Thiago, tocca Vivian, Vivian in parallela per Bazzanella, Bazzanella resiste a Vailati, palla larga per Thiago, Thiago ancora fa girare il pallone sotto la suola, il sinistro di Bazzanella respinge Maltauro, palla che arriva direttamente a Ceschini. 5 minuti e 5 secondi ancora a giocare, punteggio di 1-1, ancora Vivian che riceve palla da Gastaldello, terzo gol stagionale per Vivian.
passaggio ancora per Bazzanella, ancora Vivian, largo, riceve Tiago a sinistra, Tiago che mette in mezzo, Bazzanella chiuso, palla che torna a Tiago, poi Gastaldello ancora per Tiago che prova col destro, palla che esce di poco alla destra di Diodoardo. Vailati ad impostare per Bui che cerca Pires, lo chiude Gastaldello, lo riprende Pires, poi Tiago di tacco per Ceschini, prova un'evoluzione artistica Vivian ma non riesce ad agganciare il pallone e quindi Vailati può impostare l'azione in collaborazione con Bui. Palla larga per Pires Vailati Pires, ancora palla larga per il numero 17, il tocco per Maltauro intercetta per un attimo Bazzanella, poi Pires e Vailati, ancora Bui, il sinistro di Bui, Ceschini si accartoccia sul pallone, Cristel in campo per Tiago, rilancio a cercare subito Vivian galvanizzato dalla marcatura, tocca all'indietro per Gastaldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, scambia su Bazzanella che prova la girata al volo, bella e esteticamente però non troppo potente, a palla arrivata da tra le braccia di Diodoardo. Attenzione intanto al rilancio di Maltauro che però non trova compagni. Gastaldello per Cristel, pallone per Bazzanella, ancora lo scambio col numero 23, Gastaldello, il tocco per Rafinha, rientrato anche lui in campo, di nuovo per Gastaldello contro Maltauro, la finta di Gastaldello che va via sulla sinistra, deve a Diodoardo, preferisce rimessa laterale anche perché c'è il time out chiesto dall'Olimpia Rovereto, ci fermiamo qualche istante anche noi. Si torna in campo per gli ultimi 3 minuti e 1 secondo. In campo anche Simoncelli nelle file dell'Olimpia Rovereto. Rimessa di Rafinha, si torna a giocare quindi col punteggio di 1-1. Gastaldello in mezzo per Rafinha, largo per Cristel per Simoncelli, attaccato da Moscoso, mantiene palla Simoncelli, poi serve Gastaldello, c'è Rafinha a sinistra, Gastaldello preferisce a destra dove c'è Simoncelli, ancora Rafinha, di nuovo per Simoncelli, prova a sfondare Simoncelli, si avvinghia con Moscoso, palla in fallo laterale, senza fallo né da una parte né dall'altra. Ancora 2 minuti e mezzo con Moscoso per Crescenzo, ancora Moscoso, passaggio largo, Pires dà in avanti a Maltauro attaccato da Cristel, fallo laterale per il Mestre Fenice. Sarà Pires a effettuare la rimessa. Attenzione, arriva Moscoso, scambio fra i due, poi palla per Crescenzo, intercetta Rafinha, però poi non si... Cristel attaccato, Maltauro, palla che torna a Ceschini, un po' di confusione da una parte e dall'altra. Cristel per Simoncelli ancora anticipato da Moscoso che inizia di nuovo l'azione con Crescenzo e Pires, palla di nuovo per Moscoso,
Viene avanti sulla sinistra, Moscoso, le finte, attaccato da Simoncelli, duello che si rinnova, Simoncelli finisce giù. Terzo fallo per la formazione del Mestre Fenice. Rimostranze di Simoncelli, che forse chiedeva l'ammonizione dell'avversario per avergli trattenuto la maglia. Poi le spiegazioni del direttore di gara Mella per l'intervento. Calcio di punizione per l'Olimpia affidato a Rafinha. Gastaldello riceve da Christel, di nuovo lo scambio con Rafinha, ancora Gastaldello che cerca di andare via a Pires, ci riesce, il tocco a Christel, la chiusura in fretta e furia di Pires che manda il pallone in fallo laterale. Olimpia che rimane in attacco negli ultimi 93 secondi di gioco di questo primo tempo. Il tocco all'indietro per Rafinha, il sinistro di Rafinha un po' preso di esterno, la palla vola via e riparte la formazione del Mestre Fenice. Crescenzo scambia con Moscoso, poi Pires a destra, ancora per Crescenzo in mezzo per il compagno numero 7, ancora Crescenzo attaccato da Christel, dietro a Moscoso che riesce a trovare Bebetinho, palla che viene recuperata da Simoncelli, va via a 2, non al secondo, protesta il pubblico ma si prosegue. Poi intervento di Christel, questa volta il fallo è fischiato e c'è anche l'ammonizione per Christel. Due uomini a terra, si rialza Simoncelli, si rialza pian piano anche Pires con l'aiuto di Diodoardo. Intanto fuori Gastaldello, dentro Thiago. ...57 secondi da giocare in questo primo tempo col punteggio di 1-1. Si riparte col calcio di punizione a favore del Mestre Fenice. Squadre pari anche nei falli, 3-3. Imposta con calma l'azione il Mestre Fenice. Tanto Moscoso largo per Bebetinho, poi Pires punta Thiago ma non lo salta. Thiago per Simoncelli attaccato, cerca di andarsene. Pallone rimane fra le mani di Diodoardo, poi intanto Crescenzo, poi Thiago non ci arriva, attenzione, bravo Christel ad uscire col pallone tra i piedi, tocco per Simoncelli affonda sulla sinistra, chiude Crescenzo, attenzione al contropiede, mentre è finito giù anche Pires, anzi Bebetinho, chiedo scusa, rilancio di Diodoardo e anticipo di Ceschini che poi parla con Moscoso, ma intanto decide Rafinha di congelare il pallone perché si chiude il primo tempo, suena la bossina al termine dei primi 20 minuti. Col punteggio di 1-1 il gol di Gonzalo Pires dopo 1 minuto e 29, il pareggio di Vivian a 13-27, per il momento in parità il match. Faremo vedere quello che succede nella ripresa, a più tardi. Anche Gonzalo Pires che è il capocannoniere della formazione veneta, attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga a Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella,
riesce a trovare Vivian largo ancora per Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, cambia su Bazzanella che prova anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella, riesce a trovare Vivian largo ancora per Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, cambia su Bazzanella che prova anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella, riesce a trovare Vivian largo ancora per Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, cambia su Bazzanella che prova anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella, riesce a trovare Vivian largo ancora per Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, cambia su Bazzanella che prova anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo
Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella, riesce a trovare Vivian, Vivian largo ancora per Bazzanella, Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, scambia su Bazzanella che prova. Anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha, Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella, riesce a trovare Vivian, Vivian largo ancora per Bazzanella, Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, scambia su Bazzanella che prova. Anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha, Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella, riesce a trovare Vivian, Vivian largo ancora per Bazzanella, Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra. Bentrovati a Rovereto per il secondo tempo del primo turno playoff di A2 Elites Road to Serie A. 1-1 il punteggio del primo tempo fra l'Olimpia Rovereto, padrone di casa, alla destra dei vostri teleschermi in maglia rosso-blu, mentre il Mestre Fenice, che era passato in vantaggio con il gol lampo di Gonzalo Pires dopo nemmeno due minuti, poi il pareggio di Vivian per la formazione di casa. Si sta per ripartire, pronto il fischio in bocca per l'arbitro Mella. Buon divertimento anche per questo secondo tempo con Mestre Fenice in possesso palla, Bebetigno, passaggio per Vailati, Bebetigno, Vailati, Pires, Crescenzo nelle file bianco-arancio con Diodoardo fra i pali, dalla parte dell'Olimpia Ceschini tra i pali, Christel, Thiago, Bazzanella e Rafinha. Vediamo lo scambio per orizzontale, poi lancio in avanti di Crescenzo, attaccato Pires che con una magia serve Bebetigno, respinto da Bazzanella, poi Rafinha di forza a recuperare palla, scavetto in direzione di Bazzanella che controlla e va via sulla Crescenzo, che poi però recupera, palla ancora in possesso della formazione del Mestre Fenice, passaggio ancora in mezzo per Vailati, attaccato da Rafinha. Bebetigno, finisce giù Vailati, si prosegue con Christel le finte, cerca Bazzanella che da 2 metri alza sopra la traversa. Interviene l'arbitro intanto per spiegarsi a Vailati, che era rimasto a terra in precedenza.
Riparte la formazione di Mastro Giovanni con Vailati ad impostare l'azione, lo scambio con Crescenzo, Bebetigno che riceve, ancora il passaggio in direzione di Pires, tocco largo, attenzione allo scambio, fa girare molto palla, intercetta per un attimo Bazzanella ma la palla torna a Crescenzo. Pallone largo, attenzione Vailati, lo scambio ancora con Bebetigno che dà di nuovo la palla al proprio numero 6, poi intercettamento verso Pires che riceve da Crescenzo e ancora una volta prima dei 2 minuti è ancora lui a riportare avanti il Mestre Fenice. Ha anticipato Tiago e ha messo alle spalle di Ceschini praticamente la fotocopia del primo tempo, sempre Pires ad andare in gol, intanto Bui al posto di Bebetigno nelle file del Mestre Fenice, Tiago per Cristel dà in avanti per Bazzanella attaccato, rimane con il fronte verso la propria porta, vediamo ancora Tiago, pallone all'indietro per Cristel, poi Rafinha cerca di rimettere il pallone in mezzo ma non ci sono compagni e quindi può ripartire la formazione bianco-arancio con Crescenzo, Vailati e Pires a giostrare il pallone. Ancora Vailati, tocco per Bui, lo scambio ancora Bui, poi di nuovo Crescenzo attaccato da Rafinha, la palla però rimane in possesso del Mestre Fenice che fa girare bene il pallone, poi intercetta Tiago, poi Bazzanella largo, però palla a metà strada fra Cristel e Tiago e fallo laterale per la formazione ospite con Vailati che imposta l'azione su Crescenzo, ancora Vailati largo per Bui contro Cristel, cerca di disorientare l'avversario, intanto attenzione a Pires che aveva domesticato Crescenzo col tacco, però Ceschini ha recuperato palla. Tiago per Cristel per Bazzanella che attende i compagni, poi serve Rafinha, di nuovo per Bazzanella, ci prova col sinistro di Edoardo, devia in calcio d'angolo e forse ancora in fallo laterale. Calcio d'angolo affidato da Tiago a Rafinha, poi Cristel, palla uscita, sarà rimessa per Bui che serve Vailati, viene avanti Vailati che riceve ancora la palla a Bui, dalla parte opposta a Crescenzo, il movimento di Pires, Crescenzo lo serve, attaccato da Rafinha, attenzione perché Pires va via in velocità, tempestiva l'uscita di Ceschini a chiudere sul bomber del Mestre Fenice, intanto attenzione ancora duello Rafinha-Pires, Pires l'ultimo a toccare, fallo laterale per l'Olimpia Rovereto. Rafinha cede la palla a Tiago, 3 minuti e 45 trascorsi con Mestre Fenice che si è riportato avanti 2-1. Rafinha scivola sul pallone, poi va in aiutarlo Cristel, Pires gli soffia la palla, attenzione al contropiede con Bui che serve sulla sinistra, ancora una volta Pires, questa volta non inquadra la porta. Passaggio per Cristel anticipato da Vailati, poi Bui che ha servito un buon pallone a Pires prima. Un po' di problemi ad impostare le azioni, fuori intanto Bazzanella, dentro Gastaldello con Rafinha che va a fare il pivot ed è entrato in campo anche Bordignon a dare il cambio a Vailati nelle file del Mestre Fenice. Vediamo che si riparte con la rimessa laterale a favore dell'Olimpia con Cristel, il tocco per Gastaldello, 4 minuti e 20 trascorsi nella ripresa, Mestre Fenice avanti 2-1, Gastaldello, Cristel, ancora Gastaldello, attaccato da Bui, si accentra Gastaldello, lo attacca anche Crescenzo, Gastaldello che resiste, poi guadagna la rimessa laterale.
Passaggio all'indietro per Christel, palla larga per Thiago che serve ancora a Christel, di nuovo Gastaldello che punta Bui, va via Gastaldello, forse trattenuto, non per l'arbitro, protesta Gastaldello, si prosegue comunque, attenzione Bordignon, poi palla larga da Bui che trova in mezzo Ruzzene, è entrato anche lui in campo, recupera palla Christel che dà la sfera a Rafinha di nuovo Gastaldello, attaccato da Ruzzene, palla che arriva a Christel, poi Thiago di nuovo indietro, palla ancora per Rafinha, attaccato da Bui, mantiene il pallone Rafinha che cerca di andarsene, la rimessa è per l'Olimpia. Un po' fatica l'Olimpia a superare la linea difensiva mestrina in questi primi minuti. Christel dietro, lo scambio con Thiago, ancora Christel, pallone in mezzo ma non ci sono compagni, la palla termina a fondo campo, fuori intanto Crescenzo, dentro Bebetinho, imposta Ruzzene, lo scambio con Bebetinho, attenzione al numero 21, attaccato da Christel, da indietro a Bordignon, palla larga per Bui in mezzo, intercetta Rafinha, attaccato da Bordignon, Rafinha largo, Thiago col destro, palla però controllata senza problemi da Diodoardo, riparte Bui, il tocco in parallela per Ruzzene, la palla che termina fuori, c'è stata anche la deviazione di Ceschini, un po' di fretta, Bebetinho regala l'angolo a Gastaldello, poi chiuso da Ruzzene, Rafinha che manda subito il pallone dalla parte opposta a Thiago, è entrato in campo Maltauro, la respinta di Diodoardo in fallo laterale, 6 minuti e 19 di questa ripresa con Olimpia 1, Mestre Fenice 2 il risultato, rientrato anche il giovane Festini che riceve palla, non riesce però a girarla in tempo, la palla esce a fondo campo. La rimessa lunga, attenzione a cercare Ruzzene, un po' troppo lunga però di Diodoardo, non riesce ad agganciarla il numero 8. Festini, il tocco per Gastaldello cerca compagni e poi la dà Thiago, ancora indietro per Gastaldello, poi di nuovo Thiago, arretra l'Olimpia, cerca spazio, poi Rafinha cerca Festini, l'anticipo da parte di Maltauro che poi di forza ruba palla a Rafinha, poi si scontra con Thiago, fischio il direttore di gara, poi l'arbitro che aveva assegnato il calcio di punizione al Mestre Fenice ma si è accorto subito dell'errore di segnalazione, fallo quindi della formazione ospite ed è il primo fallo della ripresa. Insomma, Thiago si è visto arrivare contro uno come Maltauro che sicuramente non è leggero. Si sta parlando con Bebetinho, discorsi tra brasiliani ovviamente. Si riparte col calcio di punizione. Festini che riceve palla da Thiago, lo scambio ancora Festini, prova a saltare Maltauro che però gli mette il pallone in fallo laterale. Non so se è stato ammonito Festini perché ho visto che gli arbitri segnalavano il numero 4 e poi sono andati a parlare con la panchina. Si è scappata l'ammonizione, saremo poi più precisi. Intanto non si combina l'azione di Ruzzene verso Bordignon, può ripartire l'Olimpia quando mancano 12 minuti e 40. Festini, il tocco indietro per Thiago, poi Gastaldello, ancora Festini, evita un avversario, poi tocca per Rafinha, palla larga, chiedo scusa per Thiago, va via Thiago sulla destra, ci mette il piede Bebetinho che manda in calcio d'angolo.
ed evita che il pallone arrivasse verso il secondo palo dove stavano arrivando i giocatori dell'Olimpia. Tanto Diodoardo è andato a recuperare il pallone nel tunnel e si ripartirà quindi col corner a favore delle Pantere di casa, con Tiago a effettuare la battuta. Tocco all'indietro, Gastaldello si accentra, ancora Gastaldello, terzo tentativo, Bebetigno mette in fallo laterale, Gastaldello in rimessa per Tiago, ancora Gastaldello, passaggio all'indietro per Rafinha che prova ad andarsene, chiuso però da Ruzzene, ancora Rafinha, non lo molla Ruzzene, gli ruba palla Ruzzene, va via in contropiede il numero 8, uscita di Ceschini e Ruzzene che la mette in rete a 7,58, allunga il passo il Mestre Fenice con l'ottima azione del loro giovane numero 8, che è stato bravo a rubar palla a Rafinha e poi insaccare sull'uscita di Ceschini. Allunga il passo quindi il Mestre Fenice, ora avanti di 2 gol, dentro Bazzanella e Vivian per Festini e Rafinha. Il pubblico prova a rincuorare i propri giocatori, intanto chiuso Gastaldello da Ruzzene, palla che arriva direttamente a Diodoardo, intercetta bene Vivian, passaggio all'indietro di Gastaldello, imposta Cristel, palla però intercettata da Maltauro. Va a recuperarla Bazzanella, poi Gastaldello largo per Vivian, attenzione a Vivian, respinge Gastaldello, poi il sinistro, finisce sul fondo Diodoardo. Pires che cede la palla a Bordignon, ancora Ruzzene avanti, Bordignon però la palla va in fallo laterale, fuori Ruzzene, dentro Vailati. Veramente importante questo gol del numero 8 che ha portato il vantaggio a +2 per il Mestre Fenice. Prova a scrollarsi l'Olimpia con Gastaldello che serve Vivian, poi Cristel, il tocco di Cristel, deve arretrare però Bazzanella a recuperare palla. Bazzanella di nuovo per Cristel, poi Gastaldello ancora per Bazzanella, un po' di difficoltà a domesticare il pallone, alla fine ci riesce, cede a Gastaldello, chiuso da Maltauro in fallo laterale. 10:37 ancora da giocare in questa ripresa. Olimpia 1, Mestre Fenice 3. Pallone per Gastaldello cerca e trova Bazzanella però non riesce a darla indietro a Cristel, il pallone termina in fallo laterale. Rimessa affidata a Vailati, palla per Bordignon, ancora Vailati che scaraventa in avanti per Maltauro, attaccato con successo da Bazzanella, poi Gastaldello ancora per Bazzanella, prova col destro Bazzanella, incoccia però nel piede di Maltauro, ancora rimessa per l'Olimpia. Bazzanella dietro per Cristel, tenta la botta da fuori, palla che si alza sopra la traversa, rimessa di Diodoardo, il lancio lungo, attenzione a Maltauro, palla poi Gastaldello, palla che rimane lì, anticipato Vivian, ancora Maltauro, salta Ceschini e mette il 4-1 proprio a metà della ripresa. E time out richiesto da Sajani.
Sicuramente un 1-2 questo, firmato tra l'8° e il 10° minuto, che ha portato avanti il Mestre Fenice, un po' messo in difficoltà l'Olimpia Rovereto anche nell'umore. Adesso vediamo se riuscirà a scrollarsi da dosso e provare a ripartire verso la porta del Mestre Fenice, che è avanti 4-1 esattamente a metà del secondo tempo dopo il gol di Maltauro. Vediamo Gastaldello, salta Vailati, c'è Vivian, viene però anticipato da Pires, poi Gastaldello mette in fallo laterale. Pires aveva capito le intenzioni di Gastaldello ed è riuscito a chiudere la linea di passaggio. Intanto Bordignon dietro per Diodoardo, rilancio lungo a cercare Maltauro che non ci arriva e si riparte con la rimessa al fondo di Ceschini. Cristel per Gastaldello, Gastaldello cerca Bazzanella, Bazzanella si gira, lo devia Diodoardo e dice di no al tentativo di Bazzanella. Intervento decisivo del portiere del Mestre Fenice, questo sul tentativo di Bazzanella. Attenzione ora Cristel, però trova ancora la chiusura di Diodoardo che era ben piazzato. Attenzione a Bordignone, attaccato, poi Cristel. Non so se volevano ballare un tango Cristel e Bordignone. Tanto la palla è uscita in fallo laterale, rimessa per la formazione bianco-arancio, affidata a Vailati. Corto per Bordignon, scambio fra i due, lancio lungo, pallone che non arriva a Gastaldello, che poi non trova nemmeno giocatori dopo il salto dietro e quindi finisce per terra. Si ripartirà con la rimessa a favore della formazione dell'Olimpia. È rientrato intanto Thiago al posto di Cristel nelle file rossoblu, mentre Vivian dimentica il pallone che termina direttamente in fallo laterale. È un momento di appannamento generale per la formazione rossoblu. Ancora il pallone per Bui, largo per Vailati, ancora lo scambio, Bui attaccato da Thiago, poi Moscoso che serve Pires fa arrivare il pallone a Vailati, Vailati ancora dietro per Pires, poi lo scambio Bui dietro a Moscoso. Facilità nel manovrare il pallone ora per il Mestre Fenice, che vive anche sulle ali dell'entusiasmo di questo allungo probabilmente decisivo per la partita odierna e forse anche per il turno. Pallone finito in fallo laterale, rimessa per il Mestre Fenice con Vailati, 8:17 da giocare. Vailati lancia lungo, trova Pires alle spalle di Gastaldello, poi il tocco ultimo è di Pires, la rimessa di Gastaldello, servito Thiago, Thiago indirizza il pallone a Vivian, passaggio ancora all'indietro per Thiago, poi Rafinha rientrato in campo, pallone servito a Thiago, ancora Bazzanella che prova ad andare via col sinistro, stavolta largo la conclusione del numero 14 che ci prova ancora. Si ripartirà con la rimessa di Diodoardo, mentre è pronto a rientrare Bebetigno. Passaggio di Diodoardo non si è capito con Pires, arriva Ceschini, poi Rafinha ancora all'indietro, lo scambio con Thiago, viene avanti Thiago, affrontato da Bui, dietro ancora per Rafinha, servito Vivian che guadagna il calcio d'angolo. A 7 minuti e mezzo ancora Vivian effettua la battuta, movimento di Bazzanella che finisce giù col fischio dell'arbitro, calcio di punizione, credo sia stato fischiato, infatti c'è il secondo fallo del Mestre Fenice. Fallo su Bazzanella e Rafinha che va sul punto di battuta. Attenzione a Thiago sul palo opposto, Bazzanella e Vivian a rimorchio fuori dall'area, Mella che è pronto a fischiare,
Rafinha tocca per Vivian, Vivian si prepara, poi addirittura Bazzanella che respinge il pallone che era indirizzato verso lo specchio della porta. Quando non girano, intanto perde palla Vivian che poi fa sci nautico con Pires e becca l'ovvio giallo. Si ripartirà quindi col calcio di punizione. Tra l'altro questo era il primo fallo del secondo tempo per l'Olimpia Rovereto. Rientra intanto Gastaldello, mentre aveva avanzato di qualche metro il Mestre Fenice, subito fatti arretrare dall'arbitro Pagano di Catania. Pronto alla battuta ci sono Bui e Moscoso. Potrebbe essere Bui a tentare la conclusione. Vediamo infatti la rincorsa, il sinistro di Bui che non va tanto distante dalla porta. La rimessa di Ceschini per Thiago che cede la palla a Rafinha. Rafinha di nuovo per Gastaldello. Gastaldello che serve Thiago, chiuso da Crescenza in fallo laterale. La rimessa per l'Olimpia. Thiago per Gastaldello, Bazzanella dalla parte opposta. Vediamo Bazzanella controllato da Moscoso. Tocco all'indietro per Rafinha, attenzione a Rafinha, fa soffiare il pallone da Bui, ancora Rafinha, Bui lo salta e mette la palla sotto le gambe di Ceschini per il 5-1. In campo di nuovo Christel, ma si fa sempre più largo la forbice a favore del Mestre Fenice, con l'Olimpia che sembra ormai in balia della formazione avversaria, che va a recuperare ancora con Ruzzene. Ceschini deve uscire, mandare in fallo laterale. Rimessa indietro di Moscoso per Crescenzo, poi di Odoardo, lancio lungo troppo per i compagni, fallo laterale che va a effettuare Thiago. Passaggio a Bazzanella da Christel, ancora Christel che serve Thiago, poi Gastaldello punta Moscoso, però perde anche lui la palla e termina a fondo campo. Lo scambio Crescenzo e Bebetigno, poi Moscoso, Ruzzene, lo scambio va via ancora in velocità, palla larga, ancora il gol di Ruzzene dopo lo scambio con Bebetigno. 14-04, diluvia sull'Olimpia Rovereto. Chiude il set la formazione del Mestre Fenice, Olimpia che proprio è scomparsa dal campo, e la formazione del Mestre Fenice con buone trame fa sempre presto ad arrivare da una parte all'altra del campo. Thiago tocca all'indietro, prova poi la rovesciata, la palla recuperata poi da Gastaldello che prova a combattere con Ruzzene, ancora Gastaldello, compagni non si fanno vedere. E allora la palla larga per Simoncelli che prova l'affondo, poi torna indietro, anche lui cerca un compagno, trova Thiago a sinistra, poi si propone, palla di nuovo per Gastaldello prova l'affondo, il sinistro, deviazione, fallo laterale per la rimessa dell'Olimpia, subito Thiago e Simoncelli insacca dal centro area con il secondo gol dell'Olimpia a 14-44. (6-2) il punteggio. Olimpia prova a rialzare la testa. Crescenzo e
Ruzzene, poi l'anticipo di Thiago che manda la palla in fallo laterale. 4,55 da giocare. Bebetinho dietro per Bordignon, attenzione a Bebetinho che si libera sulla sinistra, la palla è uscita, rimessa per l'Olimpia, affidata a Christel, passaggio per Gastaldello, poi Thiago di nuovo per Gastaldello, ancora Christel, vince un rimpallo, poi però non è fortunato nel secondo perché la palla schizza in fallo laterale. Ruzzene, migliore in campo sicuramente per la formazione del Mestre Fenice. Tanto Gastaldello riesce a tenere il pallone in campo, sarà rimessa ancora per la formazione di Mastro Giovanni. È rientrato intanto Maltauro al posto di Bebetinho. Bordignon, scambio con Crescenzo, palla recuperata da Simoncelli, poi Gastaldello dietro per Christel, quindi Thiago, numero di Thiago ancora, e poi Diodoardo dice di no al tentativo di Thiago che si era liberato bene di due avversari. Buona nella chiusura la parata di Diodoardo, rimessa per l'Olimpia, problemi per Simoncelli, la rimessa affidata a Christel, tocco all'indietro per Thiago, poi Gastaldello si accentra, prova Gastaldello col destro, ancora Diodoardo che viene chiamato in causa in questo frangente di tempo dove l'Olimpia ha provato a riaccendere la propria energia. Pallone per Simoncelli, attaccato da Bordignon, Simoncelli resiste, mantiene il pallone e poi finisce giù. C'è il fischio per il fallo di Bordignon che viene ammonito. Presumo per prolungamento del fallo, terzo fallo del Mestre Fenice. In campo Frisenna. Pronto proprio la battuta Frisenna che ha messo il pallone a terra, cercherà la botta di sinistro, presumo, almeno che non venga poi fatto lo schema. 3 minuti e 24 da giocare, 6-2 il punteggio a favore del Mestre Fenice che ha messo in cassaforte il match. Palla intanto deviata da un difensore sul palo, poi Frisenna che prova la ribattuta, manda però alto. Olimpia che recupera palla, vediamo Thiago, appoggio per Gastaldello in parallela, Christel però chiuso da Maltauro, palla che termina a fondo campo, imposta Crescenzo, pallone a cercare Bordignon, Frisenna in anticipo direttamente su Ceschini che cede la palla a Thiago. Ultimi 3 minuti di gioco di questa andata del primo turno dei playoff con Mestre Fenice saldamente avanti 6-2 sul campo dell'Olimpia Rovereto. Vediamo Frisenna ancora indietro, chiuso da Crescenzo, ultimo tocco di Frisenna, rimessa per la formazione ospite con Crescenzo che tocca Bordignon, poi lo scambio, pallone di nuovo per Crescenzo che serve Maltauro, bravo Gastaldello che ruba palla, Frisenna si propone, servito Thiago chiuso, ancora Thiago, dietro per Gastaldello di nuovo prova col sinistro, palla deviata in calcio d'angolo. C'è in campo anche Origi col numero 22 che è stato proprio l'autore della deviazione. Attimi di panico anche per il telecronista.
Intanto la battuta sul secondo palo, anticipato Festini, scatta il contropiede di Origi che poi però si inciampa e termina col pallone sul fondo campo, forse emozionato ad arrivare davanti alla porta. Intanto Gastaldello, il tiro ancora di Diodardo 2 volte, non fa breccia l'Olimpia, molto attento di Edoardo, mentre viene richiamato il portiere che aveva esultato per le 2 parate. Pallone che spiove verso Festini che punta a Bordignon, però si porta la palla fuori. La rimessa per la formazione ospite, passaggio in avanti per Origi, attaccato da Festini, palla recuperata da Thiago che supera la metà campo, dopo c'è un riflesso un po' che disturba anche Frisenna, trova per respinta di Diodardo, 100 secondi ancora da giocare. Festini evita Crescenzo, palla poi messa in fallo laterale dallo stesso numero 11. Thiago tocca Festini per Gastaldello, si muove Frisenna in aria, non riesce il passaggio a Gastaldello che poi prova a recuperare il pallone, guadagna la rimessa laterale per il tocco dell'avversario, pallone a scavalco, rimessa ancora per l'Olimpia. Thiago dietro per Festini, lo scambio con il numero 6, palla indirizzata per Frisenna, l'anticipo e poi manda il pallone in soffitta Origi. Si ripartirà con la rimessa per l'Olimpia con 1 minuto e 17 da giocare. Festini per Gastaldello contro Crescenzo, Gastaldello cerca di muovere gli avversari, serve Thiago, pubblico che incita la propria squadra, poi Thiago è solo l'esterno della rete, dopo aver saltato l'avversario non è riuscito a inquadrare la porta. Con 1 minuto e 1 secondo da giocare, Vailati Crescenzo prova a spingersi in avanti il numero 6, c'è il fallo netto di Frisenna, il secondo fallo dell'Olimpia. Calcio di punizione, se la ride Vailati, mentre in campo Bursi anche, quindi esordio anche per il numero 5, arrivato in inverno in prestito dall'Olimpia Verona. Matteo Bursi si gode l'ultimo minuto di gioco di questa partita. Crescenzo, poi Vailati tocca all'indietro, lo scambio ancora Vailati, la finta da parte di Bui, palla per Festini, attaccato Festini, subisce fallo, quarto fallo del Mestre Fenice. Calcio di punizione per l'Olimpia, 36 secondi da giocare. Bursi per Gastaldello fa rubare palla, Mestre Fenice prova a venire avanti, intercetta però Festini, Bursi, la finta di Bursi, ancora Festini, allunga sulla destra, pallone deviato in fallo laterale. 17 secondi, probabilmente ultime azioni per l'Olimpia Rovereto in questo match. Gastaldello dietro per Festini ancora Gastaldello affonda, palla che arriva a Bursi col sinistro, Diodardo mette il calcio d'angolo, 8 secondi dal termine. Ancora Gastaldello, pochi secondi per andare al tiro, bisogna tirare e ormai però la sirena è qui. Termina il match fra l'Olimpia Rovereto e il Mestre Fenice con la vittoria della formazione ospite per 6-2, che nella ripresa ha allungato il passo fra l'8° e il 15° minuto, con 4 gol che hanno annichilito la forza dell'Olimpia Rovereto e portato a casa un risultato importante anche per il ritorno della prossima settimana al Pala Franchetti. Olimpia Rovereto che comunque arriva verso la fine di una stagione molto importante, ha guadagnato i playoff dopo la Final Four di Coppa Italia e non è sicuramente un risultato così negativo a rovinare
questa stagione brillante. Grazie a tutti per averci seguito, probabilmente ultima telecronaca di questa stagione, ci risentiremo alla prossima e grazie per averci seguito in questa lunga e bellissima stagione con l'Olimpia Rovereto. Anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro di avanti verso Rafinha, palla rimpallata, pallone poi ancora contrastato bene da Frisenna, tocco per Rafinha di tacco, Frisenna col sinistro, palla che esce, proprio Maltauro che è rientrato fino al limite, palla intercettata da Rafinha dopo la deviazione, Bazzanella, palla deviata, Thiago poi dietro per Christel ancora allo scambio con il numero 6, palla che arriva larga, Rafinha, poi Thiago, tra l'altro il gol che aveva dato un po' di speranza nel big match col Mantova. Attenzione a Rafinha che trova Christel dalla parte opposta di Odoardo Fenice, ma questo rimane finora l'unico gol del match. La battuta di Rafinha, spiovere per Thiago, al volo Thiago, trova però il muro di Bazzanella, riesce a trovare Vivian largo ancora per Bazzanella, Vivian! Grande Caldello sulla fascia sinistra, lo controlla Maltauro, scambia su Bazzanella che prova, Bazzanella che attende i compagni, poi serve Rafinha, di nuovo per Bazzanella, ci prova col sinistro di Odoardo a aiutarlo Christel, Pires gli soffia la palla, attenzione al contropiede con Bui che serve sulla sinistra ancora una volta, gli ruba palla Ruzzene, va via in contropiede il numero 8, l'uscita di Ceschini e Ruzzene, Gastaldello cerca Bazzanella si gira, lo devia di Odoardo, tocco all'indietro per Rafinha, attenzione a Rafinha, fa soffiare il pallone da Bui, ancora Rafinha, Bui lo salta e mette la palla sotto. Anche Gonzalo Pires, che è il capocannoniere della formazione veneta. Attenzione, il tiro